a voler sempre star lì addosso, no? Quindi la Fiat, anche Finmeccanici qualche problema, insomma, ma poi mi preoccupa anche moltissimo la crisi silenziosa, cioè le piccole, piccolissime imprese che stanno saltando, artigianati, commercianti che stanno saltando. Io sono di un paesino, ogni tanto riesco ad andarci per non perdere il contatto con la gente normale, vado a farmi prendere in giro al bar, e in un paesino che lì nel Borgia ha 1000 abitanti, l'ultimo volta sono andato, l'ultimo mese c'erano 2 negozi in meno, in un paese così. Io faccio presto a fare la proporzione su cosa sta succedendo in Italia, e queste sono crisi silenziose dovute al fatto che i consumi sono troppo bassi, il turismo è andato male, i consumi sono troppo bassi perché non gira moneta e la gente che ha bisogno di consumare. E d'altronde noi siamo bene, noi facciamo 2000 feste nel paese. Allora, volete che vi dica come? Perché abbiamo tutti i conti, e poi capire come gira il frullo, come si dice. Noi abbiamo mediamente, ad esempio nelle grandi, al netto delle giornate di pioggia, abbiamo un 10% in più di presenze e un 10% in meno di incassi. Perché la gente cose, quindi anche l'offerta, voi vedrete man mano sulle feste che si orienta a far spendere un po' meno, cose eccetera, perché la gente ha meno soldi in tasca e quindi non gira la cosa. Quindi attenzione che oltre un certo limite, per cui se togli dalle tasche qualcosa che qualcuno che ce n'ha che non riesce neanche a consumare, è un conto, ma se togli dalle tasche a uno che è lì al pelo, i consumi ne risentono subito, la gente è obbligata a consumare. E siamo di fronte a questo fatto qui. Per questo dico, bisogna far girare un po' di monete, far girare un po' di investimenti, rianimare un pochettino almeno l'economia, non dire che stiamo uscendo perché, no, sì, stiamo uscendo, se adesso in Europa vediamo e poi vedremo. Intanto domani c'è un appuntamento fondamentale, se la Corte Costituzionale tedesca non dà il via libera, insomma, al piano antispread. Io lì ho una paura, guarda, che venga fuori una cosa che dice sì, ok, tuttavia. Io ho paura di questo, che poi il diavolo è sempre nei dettagli. Noi, guardate che io l'ho detto nel comizio, sembrava di leggere le foglie del Sebilla Cumana, gli ultimi incontri, vertici, eccetera, positivo, tutto a posto, eccetera, eccetera, poi il giorno dopo dice non succede niente. Adesso la Banca Centrale ha detto una cosa precisa, dando la palla ai governi che devono a questo punto dire una cosa precisa, cioè a dire: ma di quali condizioni stiamo parlando quando mi dici che per accedere all'antispread devo rispondere a delle condizioni? Quali? No, perché noi non stiamo, io l'ho detto e lo ripeto, né noi né Monti abbiamo chiesto aiuti, non è questa la questione. La questione che abbiamo chiesto è di difendere l'euro, perché un paio di punti di quello spread lì sarà per i nostri guai, ma 2 o 3 punti sono perché la speculazione va a picchiare su quello che viene ritenuto più debole per sbaraccare l'euro. Quindi se vogliamo difenderlo non è che puoi strozzare quello che ha 5 punti, 4 punti di spread e lo strozzi e lo ammazzi, e invece di 4 alla fine ne avrà 5 perché non si arriva mai. No, devi fare una cosa equilibrata, dove quello lì deve stare in disciplina, mica come Berlusconi che ha lasciato sgovernare tutto, deve stare in disciplina, però c'è una compartecipazione a questa battaglia. Ora la BCE ha detto cose precise, però ha tirato la palla a governi che devono dire quali sono le condizioni. Ora è chiaro che prima di accedere a questo meccanismo bisognerà capire di che cosa si sta parlando, di che cosa si sta parlando. E abbiamo chiesto a Monti, qualsiasi passo, di poterlo discutere con una risposta nazionale, perché queste sono cose che pregiudicano. Noi paghiamo ancora, poi Monti non può dirlo, lo dico io, perché lui non può dirlo, il Parlamento messo come messo. Ma noi dopo 10 anni, senza una riforma e senza nessuna credibilità, non parliamo di credibilità verso il mondo,
È l'ultimo, Tremonti è andato là e Berlusconi hanno firmato che noi nel 2013 arriviamo al pareggio di bilancio. C'è mica nessuno che ha firmato una cosa così, non c'è mica nessuno. Quello però me la devi spiegare, perché hanno firmato? Ma perché poi perché toccava agli altri, ma cosa ha sempre fatto? Perché tutta la palla avanti, non ha mica messo, dice adesso il disperato Monti cerca di non mettere l'IVA. Dice, ma da dove viene? Viene da Tremonti, Berlusconi che hanno detto, e l'anno dopo 2 punti, e l'anno dopo ancora 2 punti. Quando arriva Nato? Ma è questo, questa roba qua. Per tornare al tema del lavoro delle aziende, insomma dell'economia in generale, si parla tanto dell'agenda Monti, ecco, nell'agenda Bersani che cosa c'è? Per esempio, visto che questo è anche un territorio dove ci sono grandi fabbriche ma anche piccole imprese, tanti artigiani, tanta gente che lavora nel commercio, ecco, per questi settori dell'economia che cosa prevede l'agenda Bersani? Ma intanto di metterle al centro della questione, cioè io credo che le politiche sì, si misurano dagli spese eccetera, ma si misura dall'occupazione, la politica. Cioè adesso senza scomodare paesi del socialismo, non so che roba, gli Stati Uniti ragionano sul numero degli occupati e un presidente risponde di questo, perché questo è già un parametro, insomma, no? Quindi intanto si mette al centro quella cosa lì e si piegano un po' tutte le politiche in ragione di quello. Allora ce ne sono tante di politiche, tante da fare, non posso neanche elencarle tutte, ma ho detto prima della politica industriale da prendere a mano. Che dico, cos'è sta politica? Ma è chiarirci e chiarire alle imprese quale orizzonte possono avere, dove andiamo, che cosa vogliamo fare come paese. Avevamo fatto cose del genere, guardate, se si fosse, a proposito di politica industriale, io vi garantisco che se si fosse tenute ferme le 3 cose che avevamo fatto fra il 2006 e il 2008, governo Prodi, Visco e anche Bersani, e che erano credito d'imposta per la ricerca, che allora pensavamo come una norma stabile per incoraggiare la ricerca, l'utilizzo di ricercatori che vanno via e quindi l'evoluzione del sistema industriale. Primo. Secondo, quella che si chiamava dual income tax, e cioè un meccanismo fiscale favorevole a chi rimetteva i capitali, i profitti eccetera nel capitale dell'azienda, nel capitale, senza bisogno tutti i giorni di andare dalla banca, perché siamo solo noi in Italia che tutti i giorni andiamo dalla banca, perché abbiamo le imprese senza capitale. Terzo, Industria 2015, che erano i 4-5 grandi obiettivi con gli strumenti per portare le nostre imprese verso delle frontiere tecnologiche. Avessimo tenuto fermo queste 3 cose, guardate, non saremmo in queste condizioni, io sono sicurissimo. Quindi politiche industriali, politiche fiscali. È chiaro che bisogna trovare un marchingegno e lo devi trovare, perché il lavoro, i consumi del lavoro delle persone a più basso reddito, chi non ha lavoro, chi ha pensione, e gli investimenti vengono favoriti andando a prenderli dove? Dall'evasione, dalle rendite, a cominciare da quelle immobiliari e dalle grandi ricchezze. Per esempio, una misura che è stata annunciata e messa in norma, per esempio la trasparenza, diciamo l'accesso, no? ai movimenti bancari. Adesso è previsto, richiedeva una serie di normative ministeriali eccetera. È partito o non è partito? Non è partito e bisogna farlo partire, perché qui bisogna fare a bevuta pari, cioè se noi vogliamo spostare un po' di favore verso chi deve darci lavoro, bisogna un po' di soldi, poi li prenderemo anche dalle vendite di patrimoni pubblici, li potremo vendere auspicabilmente, come penso, credo che si trovi una soluzione che faccia passare i tassi sul debito, quindi ci consegni un pochino di respiro, ecco, facendo delle politiche favorevoli a chi dà lavoro. Ho detto prima, i comuni in questo per esempio sono un elemento della medicina, non della malattia. Poca gente sa che negli ultimi 10 anni il 70% degli investimenti, 70% l'hanno fatti gli enti locali. Se adesso non li fai fare neanche un po', non c'è lavoro, e così via. Adesso
Un'altra questione cruciale riguarda il mondo giovanile, sono quelli che soffrono di più per la disoccupazione, addirittura è superiore al 35%, anche quello è un tema certo facile da affrontare. Tema ha tantissimi particolari, però il grosso del tema è quello che abbiamo detto fin qui, perché è evidente che se tu invece di produrre lavoro lo riduci, è evidente che i primi che pagano sono quelli che dovrebbero andare dentro a sto lavoro. Poco da fare, è la fisiologia è così. Quindi il grande tema del lavoro è sostanzialmente il tema giovanile. Lì dentro ci sono miriade di cose, abbiamo detto prima della precarietà, potremmo dire che noi concludiamo le scuole troppo tardi, potremmo dire che da noi io ce l'ho qui, insomma, no? Che un tirocinante non gli dai niente. Io ho sempre detto, mio padre faceva il meccanico e ha allevato tutti gli apprendisti della mia vallata, sono tutti fatti il meccanico passando da lui, e la prima settimana l'apprendista un disastro glielo faceva sempre perché non sai dove mettere le mani, e lui, che era piuttosto anche iracondo, non gliene mandava a dire. Tuttavia si sarebbe vergognato a fine settimana di non dargli almeno qualcosa. Si sarebbe vergognato. C'è un sacco di gente che non si vergogna e bisognerà dirgli vergognati, no? Semmai con una norma.